Mister, una bella partita, una vittoria ottenuta nel primo tempo, nel secondo, nonostante l'inferiorità numerica, non avete patito troppo. No, analisi corretta, abbiamo preparato in settimana una partita così come l'abbiamo impostata, come l'abbiamo giocata. I ragazzi sono stati encomiabili sotto tutti i punti di vista, primo tempo perfetto, secondo tempo avevamo un pochino di difficoltà perché è uscita la goliardica, però credo che sul risultato non ci sia niente da dire. Oggi credo che i ragazzi abbiano dato veramente una dimostrazione di forza, di testa, di mente, di fisico, di tutto. Sono stati veramente bravi. In fase di non possesso, in difesa, vi ho visto molto organizzati, difendete a 5. Abbiamo provato diverse soluzioni in settimana, le abbiamo provate non dando punti di riferimento, cercando di non dare punti di riferimento all'avversario, recuperando palle e ripartendo. È andata bene, siamo riusciti, i ragazzi l'hanno fatto in maniera perfetta. Cosa vi è piaciuto di più della tua squadra? Tutto, dal carattere, la personalità, la voglia di vincere, la fame. Noi abbiamo fame. Noi ad oggi ci sono state situazioni che ci sono andate un po' contro per mille motivi, però questi ragazzi qui sono encomiabili proprio sotto tutti i punti di vista, sono professionisti, si allenano a 2000 all'ora, qualsiasi cosa gli si chieda loro lo fanno, per cui per un allenatore è il massimo. Mozzacchiodi ha dato una sicurezza alla difesa. Mozzacchiodi è un ragazzo d'altre categorie, per il valore che ha, per l'uomo che è, ma dentro questo gruppo prima di tutto sono tutti uomini. Io col preparatore atletico Daniele Ravenna, quando abbiamo costruito la squadra quest'estate, l'abbiamo costruita innanzitutto cercando uomini, volendo prima di tutto l'uomo prima che il calciatore. E ci sta pagando questa cosa, perché nei momenti di difficoltà viene fuori l'uomo, non viene fuori il giocatore. Eravamo in un momento un pochino di difficoltà e oggi i ragazzi hanno dimostrato di essere degli uomini innanzitutto. Campionato compresso in alta classifica, chi è che ti mette di più? A me è piaciuto tantissimo il Prorecco a livello di gioco, poi c'è il Cadimare che è una squadra molto forte, comunque il Canaletto sono molto organizzati, una squadra molto... Purtroppo purtroppo per fortuna, il bello è anche quello, siamo tutti gli attaccanti. Grazie.